Controlliamo la temperatura delle cosce. Devono essere a 4 gradi centigradi. Utilizzeremo un tagliere rosso. Incidiamo lungo l'osso della coscia. Ed esponiamolo. Tagliamo via l'osso. Tagliamo via il grasso e la cartilagine. Effettuiamo dei tagli per pareggiare la carne, non tagliamo la pelle. Saliamo e pepiamo la carne. Aggiungiamo 3 fette di pancetta. E 4 di formaggio. Poi arrotoliamo l'involtino delicatamente. Leghiamo l'involtino. Versiamo un goccio d'olio in una padella e facciamolo scaldare. Rosoliamo gli involtini su tutti i lati. Aggiungiamo le verdure e gli aromi. Rosoliamo le verdure. Aggiungiamo il vino bianco e facciamo evaporare. Quando risulterà troppo secco, aggiungiamo qualche mestolo di brodo. Copriamo e portiamo a cottura. Ogni tanto bagniamo la carne con la sua salsa. Filtriamo la salsa. Togliamo lo spago dall'involtino. Tagliamolo a fette di 1 centimetro. Disponiamo qualche fetta sul piatto da portata. Aggiungiamo alcune patate al forno. E del radicchio di Treviso grigliato. Serviamo gli involtini con qualche cucchiaio di salsa.